buonasera e ben ritrovati dal Pala Maggiore di Leni, da Pietro Mazzara, Daniele Mennini. Questa è l'84 Torino contro Sandro Abate, una partita, Dani, che ha nell'aria una parola: crisi di risultati, con punti importanti che devono essere presi da entrambe le squadre, con la squadra di casa ovviamente che deve guardare alle zone alte della classifica. Accarezza la palla col mancino, gli portano il blocco regolare. Ossico per la porta, pallone che resta lì ancora. Ossico! L'ha sbloccata l'84 con il suo capitano, il suo numero 10, che va verso la nostra telecamera. Sì, tutto nasce dalla superiorità numerica creata sulla banda di destra, dove sono andati a fare il blocco sul marcatore di Guzzolino, che non ha fatto altro che entrare in quello spazio che si è andato a creare. Palla data in orizzontale, eccola qui già si è creata la superiorità numerica. Rosico ci ha provato una volta, la palla rimane lì e poi non può fare altro con lo specchio aperto che apre nel piattone per il vantaggio dell'L84. Tuli, intanto è super giocata, prova Tuli ad appacchiare il pallone del raddoppio, l'ha fatto bellissimo la L84, Maxi Rescia 2-0. Al fantacalcio il +3 è di Rescia, però io gliene darei anche più di uno a Tuli con questa giocata in banda. Raddoppio della L84, andiamolo a rivedere, Dani, qui crocchetta di Tuli che lascia sul posto Josema, apparecchiata la tavola per Maxi Rescia che si prende primo, secondo e contorno 2-0. Kenji, 1 contro 1, lo accetta Rescia, provano a portargli blocco. Kenji calcia col destro, Tondi ci mette la figura a deviare il primo squillo da parte di Kenji. Josema prova a far correre Moab, quello non è un problema, cerca di rientrare il marocchino che calcia! Ancora Moab, lo ha fatto di nuovo, lo ha fatto bellissimo, ed è il gol del 2-1 che rimette la Sandro Abate in partita. 13-12 ha detonato la porta. La palla che sembrava completamente persa, qua è stato molto bravo però Ghi, che in una sezione strettissima è riuscito a dare questa palla in profondità, poi ha messo in moto le leve lunghissime del 19, se l'è portata sul piede destro, tocco di suola, porta la palla verso l'interno e poi l'ha tirata sotto l'incrocio dei pali dove c'era quel ragno lì. Chi in posizione di portiere, ancora Guzzolino a cercare di sfruttare il cambio. Braga, pallone dentro, Parisi forse anche con l'aiuto del palo si deve spostare si deve rimettere a posto la porta. Cambio suicida. Ghi lascia Josema che va per la porta, Tondi ci mette entrambe le mani, ancora Ghi, pallone che rimbalza poi sul ginocchio di Galletto, che non è riuscito, seppur con una coordinazione precaria, a controllare meglio quel pallone. Moab prova a sgasare, ancora Moab, Tondi gli cancella il 2-2. Ecco, questa già è un po' più difficile di parata. Josema, Kenji, lo aspetta Guzzolino, è riuscito a passare, a prendere spazio, la Sandro Abate che l'ha pareggiata con il Toro Ghi che si è fatto trovare pronto sul secondo palo. 3-23, tutto in parità, 2-2, ha segnato Ghi. Non l'ha voluto accettare il portiere di movimento, giocata palla di prima, banda a banda, che è quella che ha spaccato completamente la prima linea dell'L84, e poi il 3 contro 2 è stato gestito non bene, di più, 2 tocchi, tutto di prima, guarda qua, prima, 2 tocchi, prima, gol, vabbè. Grandissima azione della Sandro Abate, che dunque con uno dei pezzi forti della casa fa il gol del pareggio, ha segnato Ghi. Galletto prova a fare correre ancora Kenji che va per la porta e c'è il vantaggio della Sandro Abate, la girata, la squadra di Piero Basile. 3-2 a 3 secondi dalla fine del primo tempo, un montante al mento dell'L84. Bravo Kenji, bravo perché nel 2-2 nel 3-2 qua è stato bravissimo a attaccare le spalle, piede meno forte, guarda dove l'ha messa perfetta con Osema che è andato a chiudere il secondo palo bruciando le spalle di Guzzolino, ma prima con il destro ha creato col passaggio banda a banda la superiorità col portiere di movimento, ora con la parallela ha dato una grandissima palla con il piede meno forte. Bravo. 19 minuti e 58 secondi fa, qui intanto Fortini ci ha provato direttamente con Parisi che ha messo le mani. Prevedo un intervallo di fuoco dentro lo spogliatoio dell'L84 con la Sandro Abate invece che dovrà gestire evidentemente le forze nel secondo tempo.
Fischia di Mundo, si riparte. Posico lato lato per Cuzzolino che ha spazio, pettino e calcio, pallone che finisce fuori. Tuli prova a passare sinistro, Parisin spaccata sul primo palo a dire di no al sinistro di Suleiman Tuli. Kenji conduce lui internamente, Kenji fino in fondo. Kenji per il +2, Sandro Abate cala il gelo al palo maggiore di Leni e avanti per 4-2 la formazione di Piero Basile con il 6º gol in campionato di Kenji. Però tutto nasce dalla grande fase difensiva della Sandro Abate, collettivamente parlando, e quando tu hai questo poi puoi mettere a disposizione della squadra il talento, e qua Kenji è stato proprio bravo, perché poi da qua si è accentrato, ha aspettato che ci fosse una linea di passaggio pulita, gliel'hanno chiusa, ha detto sai che c'è, allora la metto là sotto, va. Cuzzolino sul lato di sinistra, cercata l'imbucata, occhio al pallone che va a finire dentro. Il 5-2 della Sandro Abate, ancora con il suo uomo migliore Kenji, bravo. Montante al mento dell'L84. Bravissimo, bravissimo, perché ha letto questa linea di passaggio, si è fatto trovare pronto, calma olimpica, poi ha aperto il piattone avendo tutto il lato, tutta la porta aperta. È stato molto bravo, come da laterale opposto è andato subito a stringere in centro, lo sapeva che quella palla sarebbe arrivata lì. E dunque Kenji fa 5-2. Cuzzolino apparecchia ancora il sinistro, pallone che resta lì, Cuzzolino 5-3 sul rimbalzo, fa gol la L84, 4-38 come da piano Paniccia, il gol che può riaprire la gara. Ma brutta palla persa in uscita dalla Sandro Abate, giocata lenta e centrale. Se devi spazzare quella palla la devi mandare qua nel cap a fianco, non lo puoi mandare lì centrale, poi batti e ribatti, la palla arriva a Cuzzolino che difficilmente in carriera l'ho visto sbagliare da lì. Gol da pivot consumato di Leandro Cuzzolino che accorcia le distanze. Cuzzolino in angolo da Tuli, eccolo qua, il gol del 5-4 della L84, 2-18, si è riaperta ancora la partita, -1. Sfruttando il blocco sul vertice sinistro, perché nella trasformazione da 1-2-1 a 2-2, eccolo qui già c'è stato il blocco di Tuli su Ghi, poi è stato molto bravo Cuzzolino, tutto di prima Cuzzolino, poi Fortini a dare l'assist a Tuli che subito ha aperto il piattone di sinistro, imparabile. Cuzzolino, stanno cercando di liberare dei corridoi di passaggio che per ora vengono schermati dalla Sandro Abate. Tuli calcia Parisi con i piedi, occhio a Ghi che vuole andare per la porta, 6-4, ci ha creduto il Toro e si porta di nuovo sul +2 la Sandro Abate Avellino con Ghi, 21 secondi alla fine, si intravede la linea del traguardo. E questo è il set game match per la Sandro Abate. Qua è stato molto bravo Ghi a crederci, perché questa palla ci crede lui, poi guarda sulla scivolata, qua la regia non ce lo fa vedere, sulla scivolata di Ghi ha travolto Chiara Perona, che poi ovviamente gli ha dato anche una mano a rialzarsi, forse ora da qua lo rivediamo, no, però grande. 2 secondi alla fine della partita, la Sandro Abate Avellino espugna il pala maggiore di Leni. Dani, fischia 3 volte di Mundo con questa vittoria della Sandro Abate Avellino che interrompe una serie brutta di sconfitte. Invece in casa L84, Dani, non dobbiamo avere timore di pronunciare quella parola, è crisi. Ricordiamo il finale, la Sandro Abate Avellino ha battuto per 6-4 la L84.